Preparo uno dei miei dolci preferiti dell'inverno, è il gelo di mandarino, una sorta di budino molto cremoso, delicato, profumatissimo. Questa preparazione prevede l'aggiunta di poco zucchero, amido e succo, quindi solo 3 ingredienti. Abbiamo pronto 1 litro di succo, quindi possiamo procedere. Questi sono 90 grammi di amido. Dobbiamo sciogliere l'amido con una piccola quantità di succo, perché in questo modo avremo la possibilità di togliere tutti i grumi. Aggiungiamo anche lo zucchero così da iniziare a scioglierlo. 100 grammi di zucchero. Questa quantità può ulteriormente essere diminuita perché del resto i mandarini sono già molto dolci. Quando sono sicura di non avere più grumi, aggiungo tutto il succo e vado ai fornelli. Adesso portiamo a cottura proprio come si fa con una crema, quindi mescoliamo di continuo e aspettiamo che questo liquido cominci ad addensarsi, cambiando quindi consistenza ma anche colore perché diventerà molto più intenso. Ecco le prime bolle, continuiamo a mescolare per 1 minuto e possiamo spegnere. Adesso mescoliamo ancora qualche istante e poi possiamo trasferirlo in questi pirottini per ottenere un dolce monodose. Possiamo anche scegliere uno stampo per budino più grande, in modo da ottenere un unico grande dolce da tagliare poi a fette. In realtà questa crema è ottima anche da mangiare calda. Vanno prima bagnati in modo poi da sformare molto più facilmente il dolce. Il gelo riposa in frigo, ma visto che è ancora troppo caldo lo lasciamo a temperatura ambiente per un po', poi lo spostiamo quindi in frigorifero per almeno 8 ore. E dopo il giusto riposo in frigorifero, ecco il nostro gelo. Che cosa facciamo adesso? Lo dobbiamo sformare, quindi intanto lo stacchiamo delicatamente dalle pareti degli stampini e poi semplicemente lo capovolgiamo. Lo possiamo gustare così oppure decorare con della granella di pistacchio. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente.